Speriamo che domani sia il giorno buono, secondo me si poteva fare anche prima, il paese sta vivendo un momento particolare, abbiamo una ripresa che sta un po' affannando, ci sono un sacco di problemi. Per il presidente di Confindustria, Carraro, bisogna chiudere in fretta la partita del Quirinale per dare al Paese una dimostrazione di responsabilità. Vedere, vedere queste schede bianche, questi nomi anche così un po' sparati a casa, sembra veramente che chi è a Roma non abbia contezza dei tempi che stiamo vivendo. Di questi tempi anche un giorno fa differenza. Il Paese ha bisogno di risposte urgenti su più fronti. Continua il numero uno degli industriali veneti che punta i riflettori sul caro energia che rischia di bloccare, se non totalmente, almeno parzialmente, alcuni cicli produttivi. Ci sono aziende, per esempio, che stanno portando la produzione in alte ore della giornata perché il prezzo delle fasce orarie cambia, quindi magari stanno aumentando la produzione nelle ore notturne, nelle ore serali, e alcune stanno pensando di fermare perché non riescono a sostenere questi costi, in un momento invece che le cose stavano andando particolarmente bene. Non si possono neanche fermare certe aziende perché se partiamo dagli inizi della catena di produzione, quindi le acciaierie, quindi le fonderie, poi vuol dire a cascata fermare tutto il paese. A questo si aggiunge il problema delle quarantene che costringono a casa molti lavoratori creando vuoti nei sistemi produttivi. Abbiamo in alcune aziende il 20% di assenteismo, e questo qui ci impone di rivedere i turni, ci impone di rallentare l'output della produzione. In tal senso Confindustria plaude all'impegno dei governatori che in un documento hanno sintetizzato le proposte al ministro Speranza. Forse bisognerà che anche con determinate precauzioni chi è positivo possa in sicurezza andare in sicurezza per sé, ma soprattutto per gli altri, tornare a lavorare. Abbiamo raggiunto il limite.